Un'interessante iniziativa che agevola le eccellenze del nostro territorio in un percorso di studi interessante. Assolutamente sì, è la prima volta che la LUISS viene nell'Agrigentino a presentare i propri corsi di laurea. Loro mirano ovviamente a valorizzare quelli che sono i talenti e le intelligenze del nostro territorio. È un'opportunità che si dà ai giovani che sono ormai alle porte del diploma per poter avere una panoramica completa sui vari corsi di laurea e le specializzazioni conseguenti. La LUISS in collaborazione con Confindustria per realizzare un'idea progettuale che poi garantirà un futuro lavorativo ai giovani. Certamente a partire dall'orientamento e poi durante tutto il percorso di studi. È importantissimo questo legame che abbiamo con Confindustria a partire proprio dalla progettazione di questi piani di studio che sono in linea con quelle che sono le esigenze di competenze e profili professionali espresse dalle imprese. E a seguire con tutta una serie di progetti, di placement, di tirocinio che già dal percorso di studi, durante il corso di studi e successivamente dopo la laurea consentono agli studenti di acquisire non soltanto le conoscenze ma anche competenze e strumenti per poi entrare nel mondo del lavoro. Valorizzare le eccellenze del nostro territorio è un progetto promosso dalla Università LUISS. Sì, e lei ha detto bene, l'obiettivo sarebbe proprio questo, cioè cercare di fare sì che la domanda e l'offerta dei talenti si incontri e questi abbiano la possibilità di valorizzarsi appieno e magari anche di rappresentare nel proprio territorio. Io per esempio, se posso definirmi un piccolo talento, ne sono un esempio perché sono siciliano, vengo dalla provincia di Ragusa, ho seguito il corso di laurea in giurisprudenza alla LUISS, ho iniziato a lavorare a Roma, insegno all'università ma ho aperto anche uno studio e svolgo un'attività professionale in Sicilia, nella mia provincia e anche nel resto. Questo credo sia stato anche un modo per valorizzare competenze che non esistevano giù nel mio territorio e che forse è anche assimilabile a quello di Agrigento e che però evidentemente hanno avuto sia dal punto di vista individuale che da quello complessivo una buona valenza.